Commercio al dettaglio e all'ingrosso, su area privata e su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande e distribuzione di carburanti. Il disegno di legge regionale sul commercio interviene in tutti i principali ambiti del settore e avviene attraverso un percorso di condivisione che a Venezia ha seduto attorno a un tavolo i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate e l'assessore regionale Massimo Bitonci. Abbiamo già messo a disposizione 10 milioni per i distretti del commercio. Nelle more del bilancio adesso cercheremo delle altre somme sempre per alcune richieste che verranno direttamente dalle associazioni. L'obiettivo della nuova legge è introdurre regole più chiare e strumenti più efficienti per operatori ed enti locali, ma anche avviare contestualmente un piano strutturale per la salvaguardia del commercio di vicinato e il rilancio dei centri storici. Possiamo cercare di formare e quindi il tema della formazione insieme alle camere di commercio, molto importante, formarli anche nel commercio online, nel senso che i nostri esercizi di vicinato possono avviare un'attività parallela anche dei propri prodotti, che ovviamente il commercio sta cambiando nel tempo e deve essere più specializzato perché il prodotto generalista si trova dappertutto e soprattutto nell'online e che noi possiamo aiutarli con dei sistemi incentivanti dei distretti. Aspetto particolarmente significativo della riforma è riordinare in un unico testo la disciplina regionale del commercio, una semplificazione amministrativa che intende superare la frammentarietà dell'attuale quadro normativo. Il nuovo impianto sarà ridotto da 166 a 106 articoli. Entro il giorno 6 di febbraio le varie associazioni dovranno poi inviare le loro note, quindi una fase anche diciamo così emendativa del testo. Dopodiché ci rivedremo con loro il giorno 20 per un testo definitivo perché vogliamo portarlo in giunta regionale nel mese di marzo.